Fabio Cossa, numero 13, Cristian Sartori, capitano, numero 5, Marco Donadò e il numero 15. Corrino per Galli, Moro, Limona rinuncia, Careccosa e ogni qualche centimetro perde questo pallone, Moro. Che subisce il pallone numero 15, Toni Blaskovic. Tiro libero supplementare per Franco Moro. Tra l'altro gioca per interferenza a canestro. prova a portare su questo pallone. Infrazione di prossima di Galli. Fallo del numero 12 Davide Crespa, fallo personale, manda in buretta Toni Blaskovic. Zero su per Blaskovic. Da Galli abbiamo domanda. Sempre contro questa si trova arriva a zona Buona difesa di Coman, non permette un più facile alla Cossa. buona 5-0 Spagna contrainato con la Marino non gli arriva da Galli non parte tutta la Spagna. Cambio per la Gemini, esce il numero 5 Marco Donadò, entra con il numero 8 Marco Rosada. Fallo di Giulio Calamarino sul tiro da 3 punti di Marco Zatta, saranno 3 i tiri liberi a disposizione di Zatta.
2 su 3 per Zatta. Fallo il numero 7 Mattia Galli. Primo fallo, time out. In questo primo quarto, 7 per 2. Col braccio, quando banda può prendere cambio per Gemini, esce con il numero 8 Marco Rosada, entra con il numero 10 Nicolò Vianello. Non vale il canestro di Velascovic, fallo del numero 8 Giulio Colamarino, secondo fallo personale. Il canestro di Zatta che subisce il fallo di Moro e va in lunetta per il suo tiro libero supplementare. Primo fallo personale di Franco Moro. Azione di Zatta, che è autore di tutti e 5 i punti del Venezia.
Con l'attacco di Giulio Gammarino, prontamente sostituito da coach Romanini. Cambio, escono Colamarino e Galli, entrano con il numero 10 Raffaele Boso, con il numero 17 Matteo Aruzza. Però ti sta sprecando troppo, ancora 12-5, 2 minuti e 36 da giocare, livello. Dietro il blocco Granello, Moro, per Bobbio. Bosio, Pallone, Faruzza, Uomo Venezia, Bongo Banda, si prova, tocca, ora si tira per nota. Primo fallo personale, cambio di pallone, esce Franco Moro ed entra il capitano Andrea Bulera. Bongo Banda, Ruffa, blocco alto, Mura, Fallo del numero 14, Claudio Bongomanda. Primo fallo personale in lunetta per 2 tiri liberi. Cristian Sartor. Il capitano Venezia, Cristian Sartor. Baruzza, Bongo Banda, non va la fallo del numero 15 Tony Blaskovic, secondo fallo personale in lunetta per 2 tiri liberi Raffaele Bosio. Sostituzione Gemini, esce Blaskovic, entra con il numero 9 Massimiliano Rizzo. Cambia il pallone, esce Davide Gaspari ed entra con il numero 15 Alberto Momoletto. Lungo, il numero di Bosio. Uno su 2 per Bosio. Fallo del numero 17 Matteo Aruzza e il primo fallo personale. In lunetta per 2 tiri liberi Marco Zatta. Due su 2 per Zatta.
canestro di Zatta, che subisce il fallo di Alberto Nuvoletta e va in ruletta per altri 2 tiri liberi. CGN Pordenone, 11 Gel di Venezia finisce questo primo quarto. Più 6, 17 a 11, fatto ben più ampio. 17 Pordenone 11 Venezia si riprende con il secondo quarto questo incontro. La Nuvoletta a Bongo Banda, quasi perso, 7 secondi, una impostazione e il fallo di Gianello fallo del numero 10 Nicolò Mianello, secondo fallo personale. Ecco, ovviamente c'è, per fare la differenza. La Bosio a Bongo Banda, su di lui. Mentre il numero si trova Bosio, fortissima sua conclusione. Palla recuperata da Pordenone, tocca la struttura del canestro interno, la deviazione.
fallo del numero 9 Massimiliano Rizzo, Cambio dentro il Sartor. che viene sostituito immediatamente in campo per lui, numero 13 Cristiano Sartor. Facile questo indirizzo, certo a incidere i minuti. Però questo può essere diventato di 9 a 16. Paruzza, spazio per il tiro. Nuovi 24 secondi per Gianni Venezia. Occasione per 1 a 16. Corsa. Sartor. Difensiva di Pordenone con Don Fallo del numero 15 Alberto Movoletta, il secondo fallo personale. Fallo del numero 10 Nicolò Vianello. Time out. Quello sostituisce Alberto Movoletta con Davide Crespano. Manco a Movoletta, ancora Zatta, Sartor, sicuramente Riffo e Costante si fa rubare questo pallone. Gran lavoro Zatta anche in fase difensiva, oltre a essere il migliore giocatore del suo, Bogolenta per il passo Bogolenta, Paruzza, penetrazione, Muner alza la parabola, Ferro, rimbalzo per Span, non trattiene, ma è Zaruzza a prendere questo pallone, e poi farselo rubare da Donadon, Zatta e Venezia con in mano il pallone del pareggio, Sartor ci prova, il 6-5. 3 punti di Cristian Sartor con il sorpasso. 2 punti, scusate, parità.
di Davide Crespani. Sostituzione di Bosio e Baruzza per Pordenone, rientrano Bogovanda e Galli. Vediamo che anche Crespani esce zoppicando il campo per lui, Franco Moro. Ritirerà il suo tiro libero per invasione di Pordenone. Uno su due per Massimiliano Rizza. Massimiliano Rizzo da sotto. Terzo punto, fatta quota 25, 2 minuti e 44. Fallo del numero 4 Fabio Cossa, primo fallo personale in moneta per 2 tiri di mezzo. Il capitano Andrea Buller. Io sono per Buller.
ed è Giulio Colamarino a subire il fallo di Massimiliano Rizzo e a procurarsi 2 tiri liberi. Uno su due per Colamarino. Cosa